È un vero e proprio esodo. La Sicilia è la regione con il più alto numero di persone che vivono all'estero, 730.000, il 14,4% dei 5 milioni di residenti nell'isola. Ma se si guarda le prime 25 città con più iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, la provincia di Agrigento ne conta 4, caso unico in Italia. Si tratta di Licata, Palma di Montechiara e Favara e Aragona. Un fenomeno sociale toccato anche dall'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro. Il cardinale è stato ospite nella trasmissione Avanti il Prossimo su TV 2000. Queste le parole del cardinale sul rischio che corre il territorio agrigentino di spopolarsi. È triste vedere partire tanti giovani. Lei immagini, io sono nell'estremo sud, la provincia di Agrigento 460.000 abitanti, ma ho 151.000 emigranti e sono ripresi i viaggi per il nord Europa o il nord Italia. Ecco, una situazione abbastanza grave. Qua davvero insieme si studia in che modo favorire l'imprenditoria giovanile e quindi anche noi come Chiesa stiamo tentando di provocare i giovani a inventarsi il lavoro, a crearselo, altrimenti un po' alla volta partiranno tutti.